Eccoci qui, benvenuti, bentornati a Casa Cus Cagliari a Radiolina. Un saluto da parte di Andrea Matta. Torniamo dopo 2 mesi e mezzo di pausa, 2 mesi e mezzo di eventi, di sport, di tante cose che sono successe al Cus Cagliari. Il camp estate al Cus e tra queste noi torniamo ovviamente con la quarta stagione del programma che, come vi diciamo sempre, come ci piace raccontare, è il programma che racconta appunto le storie degli atleti e dei dirigenti del centro universitario sportivo di Cagliari. Siamo in diretta sui canali social di Radiolina, siamo in diretta anche su la pagina dell'Unione Sarda e poi ovviamente sulla pagina del Cus Cagliari. Oltre ad essere, diciamo, il programma che racconta appunto le storie degli atleti del Cus Cagliari, Casa Cus è uno dei progetti in Italia che mette insieme lo sport universitario, quindi in questo caso il Cus, con la comunicazione con Radiolina, che ci ospita per il terzo anno consecutivo. Siamo ovviamente contenti di essere qui in questi studi e anche per questa stagione vi racconteremo un po' quello che accadrà nel mondo del centro universitario sportivo di Cagliari. Partiamo subito con questa nuova quarta stagione, partiamo con l'attualità, perché nel fine settimana appena passato si sono disputati i campionati di società assoluti e tra le protagoniste del Cus Cagliari ci sono Claudia Pinna e Virginia Medda. Buon pomeriggio! Ciao a tutti. Ciao Claudia, ciao Virginia, eccovi qua. Allora, intanto, insomma, raccontateci un po' come sono andati per la squadra i campionati di società. Claudia, fallo tu magari perché sei in veste di capitana. Allora, dai, diciamo che il compito l'abbiamo portato a casa, nel senso che abbiamo confermato la Serie Argento, che comunque, insomma, era comunque difficile ottenere questa conferma. Ci siamo riuscite e questo ci rende ovviamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché effettivamente ce l'abbiamo proprio messa tutte quante, abbiamo dato il contributo, chi con vari problemi dovuti anche alla fine stagione, chi con altri, e l'obiettivo l'abbiamo portato a casa. Insomma, aver confermato di nuovo una Serie Argento è per noi un grande motivo di onore e di orgoglio. Senti, com'è stata questa questi due campionati da capitana, no? Perché poi la capitana di una squadra di atletica leggera è un ruolo un po' diverso dal solito, dalla classica squadra a cui siamo abituati a vedere. Stavo facendo i conti, alla fine mi sa che mi pare che è il 25esimo anno che io corro per il Cus Cagliari, quindi magari qualche anno l'ho saltato il campionato e quindi arrivare, insomma, ancora una volta a vestire la maglia acustina per rappresentare comunque la squadra è davvero un impegno. E effettivamente io vivo molto alla giornata, quindi nel senso che non posso programmare tantissime cose, un po' anche per via non tanto dell'età anagrafica quanto dell'età atletica. Mm-hmm. E quindi insomma ho gareggiato sabato e domenica, devo dire che sono state 2 gare impegnative, però che faccio sempre veramente volentieri, perché poi lo spirito di squadra non è mancato e essere a fianco delle altre ragazze per me è sempre un motivo di grande valore. Virginia, per te insomma medaglia d'argento nei 3000 siepi e quindi insomma importantemente Claudia ha vinto la medaglia d'argento nei 5000, di bronzo nei 5000. Bronzo nei Bronzo nei 5.000, 5000, sì. ricordavo bene allora. Terza, sì, terza nei 5.000 e quinta nei 1.500 il giorno prima. Ecco, quindi insomma, niente, cioè, capite, cioè, diciamo, è una bella distanza. Virginia, anche per te è una bella distanza, insomma, i 3000 siepi sono 3 km, giusto? Questa la matematica è molto più facile del previsto. Senti, e tra l'altro questo un argento che forse pesa, perché è importante, perché è raggiunto in un contesto come i campionati di società. Oltre a raccontarci insomma la gara come sempre, la prima cosa che hai pensato quando hai chiesto il traguardo, quando insomma hai visto poi le altre dietro e solo una davanti a te? Sì, diciamo che è stata una gara anche un po' impegnativa perché non mi son trovata bene subito in gara. Quando sono partita, infatti ero quarta o quinta, non mi ricordo bene, nonostante comunque avessi il secondo accredito. Quindi poi pian piano mi sono tranquillizzata anche grazie al tifo della squadra che mi ha spronato pian piano e sono riuscita a mantenere la concentrazione e pian piano a recuperare. Quindi sì, sono stata molto contenta comunque perché comunque il secondo posto ha permesso alla squadra di far conto di un buon punteggio, ecco, per la classifica.
Allora, ora vi faccio sentire le parole di una vostra compagna di squadra che vi conosce abbastanza bene, con cui avete condiviso anche la stanza in quel degli ultimi campionati di società. Lei è Sara Paschina, andiamo a sentire un po' cosa dice di voi. Ciao a tutti, ciao Andrea, so che da te oggi ci sono ospiti Claudia Pinna e Virginia Medda, che sono due mie conoscenze. Abbiamo appena trascorso insieme questo weekend a Palermo di gare per i campionati di società e abbiamo condiviso non solo la fatica, il tifo, ma anche la camera. Siamo state compagne di stanza, siamo sempre molto unite come squadra. È bellissimo poter gareggiare, condividere queste esperienze con delle persone che sono anche delle amiche. Virginia giovanissima, molto determinata, una persona seria in tutto quello che vedo che fa, non solo in campo. Claudia, tu invece sei l'atleta per eccellenza, hai dato tanto non solo all'atletica italiana ma anche a noi, tue compagne di squadra che prendiamo sempre esempio da te e ci dai sempre la forza, sei sempre pronta a fare il tifo per tutte noi, anche quando sei distrutta dopo aver gareggiato, ti rialzi in piedi e fai il tifo per noi. Per questo ti ringrazio, vi ringrazio della bellissima esperienza di questo weekend fantastico tutte insieme. Forza Cus! Un bacio Claudia, un bacio Virgi, ciao Andrea, ciao a tutti. Tra l'altro Sara la ritroveremo tra poco. Chiediamo Claudia ancora collegata, mentre Virginia l'abbiamo persa nel frattempo, giusto Marco? No, il contrario. Perfetto, andiamo quindi Virginia e non Claudia. Virginia, insomma, Sara ha parlato molto, molto bene di te come ovvio, ma tu insomma cosa dici alla nostra Sara? Cioè, abbiamo avuto anche modo di allenarci insieme, oltre che essere una bravissima persona, è anche un'atleta molto seria, determinata, sempre concentrata, che cerca di fare sempre meglio, sia per se stessa, ma anche soprattutto quando c'è da mettersi in gioco per la squadra, lei c'è sempre. Claudia, vado da te invece. Sara ha detto che tu sei un esempio, sei l'atleta, quindi insomma parole importanti sicuramente anche da una come Sara, che ricordiamo non ha iniziato a fare atletica, Sara Paschina ovviamente perché è la protagonista di questa parte di Casa Cus. Sara ha iniziato a fare atletica leggera tardi rispetto all'età insomma magari a cui ha iniziato Virginia, a cui hai iniziato anche tu, però è anche lei un esempio, no? Assolutamente, Sara è un grande esempio di chi, della maggior parte delle persone che approcciano l'atletica, insomma, tardi, e di quanti risultati si possono ancora ottenere con con costanza, passione e sacrificio. Sara è stato un grande esempio, infatti lei lo sa, quello che penso di lei, è migliorata tantissimo, soprattutto in una disciplina come la velocità o gli 800, dove comunque a una certa età è difficile ancora migliorare. E lei ne è un esempio, quindi ben vengano tutte le persone che si vogliono avvicinare all'atletica anche insomma da quasi quarantenni, questo lo voglio ribadire, perché Sara è un grande esempio. Sara è un bel esempio, di costanza e insomma di chi davvero ce la mette tutta per fare sport e mettere insieme ovviamente le tante parti della propria vita, insomma la famiglia, il lavoro, e siete in tante insomma che fate questo tutti i giorni. Tra l'altro ricordiamo che Virginia e Claudia hanno condiviso anche l'avventura degli assoluti italiani, che Claudia è arrivata sesta sempre nei 5.000 se non sbaglio, e Virginia ha centrato il record sardo nei 3.000 siepi. Vi faccio l'ultima domanda, poi vi lascio andare. I vostri prossimi obiettivi? Ricordiamo che rispetto alle altre discipline e agli altri sport, l'atletica in realtà si ferma con i campionati, cioè il campionato di società è l'ultimo atto, la chiusura, però insomma quali sono i vostri prossimi obiettivi? Parto da Virginia. Sì, diciamo che è stata una stagione abbastanza intensa, quindi che si è conclusa adesso con i campionati italiani di società, quindi adesso a breve inizierà nuovamente la preparazione invernale in vista delle gare del prossimo anno. Claudia, i tuoi prossimi... Io ogni volta che ti intervisto ho sempre la domanda finale con i prossimi obiettivi. Tu fai sempre un po' la vaga, voglio fare il triathlon, Esatto. vediamo un po' se riesco a reggere, ma sono 3 anni che ti faccio la domanda e tu continui Esatto, comunque continuo. inossidabile, no? Ho dovuto mettere da parte un po' la questione triathlon, anche perché devo dire una cosa, che io quest'anno ho avuto la fortuna di potermi allenare spesso con Virginia, e per me, lo ribadisco perché per me questo è un grande motivo di orgoglio e di stima.
Quindi cosa è successo? Che per colpa sua comunque, sai, ti rimetti in gioco perché dai degli insegnamenti, comunque lei insegna a me, io insegno a lei e così stiamo andando avanti. Quindi lei in realtà non sa quello che ci aspetta, perché poi avendo anche lo stesso allenatore, vediamo cosa... Ecco, secondo me la stagione non è ancora finita per entrambe, però diciamo che vediamo strada facendo, proprio strada facendo. Sì, in tutti i sensi questa volta. Esatto. Grazie mille a Claudia Pini e Virginia Meda per essere state le prime ospiti di Casa Cus 2021-2022. Grazie. Grazie a voi, Grazie a te. ciao. Ciao. Allora, torniamo invece dalla nostra sala paschina mentre stiamo per collegarci con il professor Marco Monticone, presidente del Comitato per lo Sport Universitario. Sara ci racconta invece un po' quella che è stata il fine settimana precedente ai campionati di società, quindi il suo titolo dei campionati master, e poi ovviamente un brevissimo commento su quello che è stato il fine settimana a Palermo insieme a Claudia e Virginia e alla squadra del CUS. No, questo no, Marco, abbiamo il pass, si chiama, guarda, siamo in diretta, ecco qua, perfetto, quello lì, 3. Questi ultimi 2 weekend li ho passati a gareggiare e a vincere, nel senso che il primo weekend in questione è stato a Rieti, dove ho partecipato ai campionati italiani master, vincendo il titolo italiano sugli 800 e sui 200. Avrei voluto partecipare anche alla gara dei 400 che si era svolta invece il sabato mattina, ma purtroppo arrivata venerdì sera a Fiumicino, Alitalia aveva indetto uno sciopero e hanno smarrito i nostri bagagli, facendoceli poi riavere soltanto il giorno dopo, quindi questo mi ha impedito di essere al campo di Rieti in tempo per gareggiare sui 4. Sono comunque felicissima di aver vinto gli 800 e i 200, è una grande soddisfazione per me. Siamo riuscite con tanta fatica, visto molti infortuni della squadra, ma siamo riuscite comunque a mantenere la serie argento arrivando ottave. È stato bellissimo condividere questa esperienza con tutta la mia squadra, sono sempre delle situazioni che ci portano felicità e divertimento. Un bacio, alla prossima, ciao! Sì, è Sara, seconda parte di Casa Cus Cagliari che dedichiamo all'Università di Cagliari, perché l'abbiamo detto in più di un'occasione, Casa Cus Cagliari è anche la casa dell'Università di Cagliari. Abbiamo il piacere di avere come nostro ospite in questa prima puntata della nuova stagione il professor Marco Monticone, che tra le altre cose, insomma, anzi la sua, diciamo, ecco, professione è il docente di medicina fisica e riabilitativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari, ma è qua in realtà come presidente del Comitato per lo Sport Universitario. Professore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Allora, professore, intanto partiamo dalle cose semplici, come piace fare a noi qui in radio. Che cos'è e cosa fa il Comitato per lo Sport Universitario? Molto semplicemente è un comitato che ha un obiettivo che è quello appunto di promuovere l'attività motoria per tutta la comunità della nostra università, quindi il personale tecnico amministrativo, i docenti e logicamente anche i nostri studenti. Senta, professore, lei tra l'altro ha visitato, insomma, le nostre strutture proprio durante l'inizio di quest'estate con la Coppa Rettore, lo vedremo dopo con il calcio d'inizio che abbiamo, diciamo, raccontato. Qual è, secondo lei, l'importanza dello sport e del CUS all'interno del mondo universitario? Lo sport all'interno del mondo universitario, in particolar modo quello cagliaritano, è importante. È molto importante, questo viene anche a essere testimoniato dalla presenza del corso di laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive e poi unici in Sardegna anche del corso di laurea magistrale in attività motoria, fisica e adattata. Quindi c'è grossa attenzione da parte dell'università nel formare bene sul campo e anche da un punto di vista teorico attraverso lezioni frontali i nostri studenti attraverso questi corsi di laurea. C'è stata una forte volontà, una forte intesa tra il rettore e la regione proprio per avviare, appunto, come ho detto, unici in Sardegna, il corso di laurea magistrale. E poi il CUS, sicuramente il CUS è il fulcro dello sport. Presso il CUS mandiamo i nostri studenti a svolgere i tirocini pratici sia a Saduches in particolar modo, dove ci sono questi bellissimi impianti sportivi, ma anche a Monserrato, e abbiamo l'intenzione appunto di collaborare molto sempre più strettamente con il CUS.
Vediamo appunto le due nuove strutture, diciamo il fiore all'occhiello, come piace definirlo a noi, cioè il nuovo Pala B e mostriamo mentre insomma continuiamo a chiacchierare con il professor Monticone. Questo è il nuovo Pala B, e poi vedremo anche la nuova tensostruttura sempre della cittadella di Sa Duchessa. Ecco, sono due impianti nuovi che sono già in fase di utilizzo da parte dei nostri giovanili e dalle nostre insomma e dagli studenti, che ricordiamo possono comunque prenotare i campi attraverso il sito cuscagliari.it, ma anche rivolgendosi alla segreteria studenti. Torno un po' agli atleti, agli studenti, alle tante ragazze e ragazzi che poi vivono la cittadella universitaria tutti i giorni. Le faccio una domanda simile a quella fatta precedentemente, ma che diciamo è più nel tema, cioè quanto è importante lo sport nella vita di tutti quanti noi, di tutti quanti i giovani. Glielo chiedo da medico, quindi insomma molto importante. Io infatti mi rivolgo in particolar modo ai giovani, nostri universitari, innanzitutto di ispirarsi a dei modelli che in Sardegna, basti pensare all'atletica leggera piuttosto che il calcio, il basket, si distinguono non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale e internazionale. Però ai giovani atleti, diciamo agli atleti in erba, dico di fare sempre molta attenzione al loro personal trainer, in modo che gli allenamenti vengano a essere svolti in modo corretto, in modo giusto, perché a volte quando gli allenamenti non sono svolti in modo corretto, magari eccessivamente rispetto all'indicazione del personal trainer, possono anche un po' ledere la nostra salute, quindi qualche dolore alla schiena piuttosto che qualche dolore alle spalle o alle ginocchia. E quindi questo lo dico anche come medico fisiatra: sì, sport, però deve essere fatto sempre sotto la guida di personale tecnico esperto come è presente all'università e al CUS. E insomma i nostri tecnici sono sempre pronti su questo aspetto. Le mostro, caro professore, le immagini del suo calcio d'inizio, perché insomma ci siamo incontrati al via della Coppa Rettore. Insieme a lei c'era anche il vicepresidente del Cuscagliari Stefano De Montis. È stata un'estate ricca di eventi: Ateneica Village, la Coppa Rettore per il calcio, per il tennis e per la pallavolo, in un momento tra l'altro complicato in cui era difficile mettere insieme le persone, proprio per quello che stiamo vivendo. Cosa può fare secondo lei, secondo il suo punto di vista, l'università per incentivare, migliorare, insomma rendere ancora più importanti questo tipo di manifestazioni all'interno del mondo universitario? Sicuramente quello che deve fare è continuare su questa strada. Già nella seconda metà del mese di ottobre, lo preannuncio, il 22 di ottobre vi sarà un quadrangolare che vedrà coinvolti il personale tecnico amministrativo e docente dell'Università di Cagliari e probabilmente anche dell'Università di Sassari, proprio per sottolineare l'importanza della cultura del movimento. Quindi l'Università di Cagliari e il CUS devono viaggiare insieme a braccetto, come diciamo sempre in ogni riunione, per promuovere la bellezza dell'attività motoria che alcuni giovani spesso non riescono a cogliere fin da subito. E quindi andremo avanti con iniziative importanti. Un mio piccolo sogno nel cassetto è anche quello di rendere disponibile presso la struttura di Monserrato spazi in cui i docenti e il personale amministrativo possano, ovviamente seguiti da personale tecnico formato, possano svolgere attività motoria e quindi magari spezzare per qualche mezz'ora o qualche ora la routine lavorativa. È quasi un po' un esempio vicino questi spazi dove svolgere attività motoria. È un po' una sorta di campus universitario americano, no? Dove comunque si finisce l'attività e poi si va lavoro e poi si inizia l'attività fisica. Le mostro quello che è stato per noi un classico mercoledì al CUS, così insomma chiudiamo con questa occhiata, questa visione, no? dei bambini, dei ragazzi che giocano. Qui vediamo l'atletica leggera, tra poco vedremo il calcio, abbiamo il tennis, c'è la scherma, ci sono insomma tutti gli sport, no? Che si incontrano e fanno in realtà poi di Sa Duchessa un posto in cui è bello anche vedere queste immagini, i nostri giovani, e insomma penso che sia un po' un obiettivo quello di creare davvero una comunità sportiva, e la comunità sportiva
passa ovviamente anche per quello che è il mondo universitario e insomma come professore lei sa molto bene, c'è tanto da fare nelle nostre strutture, ma ovviamente l'università in questi anni è stata molto vicina al mondo del CUS e questo speriamo che lo possa continuare in questa opera. Professor Monticone, grazie mille per essere stato con noi, ovviamente insomma la tendiamo al CUS, lo tendiamo ancora qua a casa CUS. Grazie, buona serata. Grazie al professor Monticone, andiamo a parlare del fine settimana sportivo del CUS Cagliari, c'è tanta roba da vedere e da seguire anche sui nostri canali social. Partiamo però dal basket perché si gioca oggi la prima gara delle 2 gare che riguardano il CUS al Memorial Signor Saba, dedicato insomma a uno dei personaggi che ha fatto la storia del basket isolano del San Salvatore. Andiamo a sentire le parole di Delia Gaiano, uno dei nuovi acquisti del CUS Cagliari, che è tornata al CUS dopo qualche anno, e abbiamo chiesto a lei qual è stato il suo ritorno, come sono stati i primi allenamenti e poi se c'è qualche compagna che ha ritrovato nella sua strada. Devo dire che mi sono trovata subito a mio agio, mi trovo molto bene con il resto delle ragazze, ci stiamo conoscendo piano piano e stiamo iniziando, diciamo, a costruire il gruppo giorno per giorno, e siamo solo agli inizi, però per il momento sono molto soddisfatta delle compagne che ho ritrovato. Sì, ho avuto l'opportunità di giocare con Ana Lubenovic un anno al San Salvatore e altre ragazze che conoscevo già comunque. E quindi insomma l'avventura di Delia Gaiano insomma continuerà. Ovviamente ricordiamo quelli che sono appunto gli appuntamenti sportivi per questo fine settimana. Partiamo e lo mostriamo e lo facciamo vedere con le nostre preview, quindi sia del calcio a 5 futsal che del calcio a 11. Vai pure Marco, così iniziamo, le vediamo, iniziamo anche a parlare. Ricordiamo il primo appuntamento è quello di domani con il calcio a 5 che giocherà alle 20 contro la Delfino. Va bene che possiamo anche non mostrare le immagini, Marco, se vuoi, insomma vediamo un po' come siamo messi in regia. E quindi la seconda gara della Coppa Italia e poi insomma domenica alle ore 16 la gara in prima categoria all'esordio in casa contro il Sestu. Tra le altre gare ovviamente c'è appunto il quadrangolare, anzi sì, il triangolare tra CUS Cagliari, Virtus e San Salvatore appunto per il Memorial Saba. Poi c'è ancora il quadrangolare di hockey su Prato che vedrà impegnati il CUS Cagliari, la Polisportiva Ferrini, l'HT Sardegna e la Juvenilia nel primo Memorial la Nucara, che abbiamo ricordato tra l'altro anche nella nostra estate al CUS. Domenica l'amichevole del CUS Cagliari futsal femminile contro la Jasnagora, penso la seconda, alle ore 11 al Palacus, e poi il primo impegno per gli allievi regionali sempre domenica alle 10 allo stadio CUS contro la Villa Cidrese. Tutti gli appuntamenti ovviamente sportivi del CUS Cagliari sui nostri canali social, quindi sulla pagina Facebook del CUS Cagliari, ma anche sul nostro account Instagram e sul sito cuscagliari.it. Questa è stata la prima puntata di Casa CUS, quarta stagione 2021-2022. Grazie a Marco in regia, è tutto per questa puntata. Un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS torna tra 7 giorni.